Bene ragazzi, oggi vi introduco il pensiero di Immanuel Kant. Lo conoscete? Avete mai sentito parlare? Sì. È il più grande filosofo di tutti i tempi, il quale veniva a sintetizzare il compito della filosofia in 3 fondamentali domande. Vale a dire, was kann ich wissen? Che cosa posso sapere? Fate attenzione ai verbi modali. Können è un potere, nel senso del che cosa sono in grado di, che cosa è nelle mie capacità conoscere. La seconda domanda, was soll ich tun? Che cosa devo fare? Sollen. Si tratta di una necessità morale che si distingue cioè dalla necessità deterministica della natura. Per farvi capire, dovere nel senso di dovere che non è il dovere del müssen, ma il dovere, sapete cos'è il müssen? Dovere nel senso io devo morire. Significa non posso non morire. A differenza avanti. Sì, ciao Michela, scusa se Ciao ti Fabio. disturbo, posso dire una cosa alle ragazze? Prego. Grazie. Allora, buongiorno ragazze, vi ricordate che lunedì c'è il laboratorio di cinema con Igor e non abbiamo ancora nessuna idea, quindi in questi giorni vedete di pensarci e venite con... Scusa Michela, posso... Oh. Interessante questo, non pare male. Sai che potrebbe anche essere, potrebbe funzionare. Non è andata proprio così l'ispirazione per questo corto, ma siamo sulla buona strada, quella che ci ha portato a guardare il mondo con più attenzione ai cartelli, alle insegne, alle scritte che affollano i nostri confini esteriori. Ci siamo chiesti, quello che vediamo con i nostri occhi è veramente vero? Quanto possiamo cambiare la realtà per renderla verosimile agli occhi degli altri? Spettatore, ora chiediti anche tu se quello che vedrai è mai esistito. La risposta è alla fine del viaggio e del corto. Gli insoliti cartelli. Molti studenti vedono la scuola come un inferno perché pensano che lo studio debba essere solo matto e disperatissimo. Ma la scuola, alla fine, è anche un paradiso per la nostra cultura. Mi dicono che questo è un abito da donna. Forse dovremmo ridefinire il termine, ma temo che non ci sia abbastanza stoffa per contenere tutti i ruoli che a noi donne cuciono addosso. In un mondo in cui si dice sempre meno ti amo e sempre di più ti porto a mangiare fuori, poi si vedrà. È questo il nuovo romanticismo? Intanto piediamo, poi chissà. Questo cartello è una piccola perla di saggezza e umorismo. Attenzione, attraversamento lumache. Immagino la scena. Una strada di montagna, forse un po' umida, e un esercito di lumache che con la loro lentezza attraversano l'asfalto. È anche un gesto che ci ricorda di fermarci e guardare le piccole cose.
Una relazione sana cresce quando, oltre ai corpi, si incontrano anche le menti e le anime. L'amore vive nelle parole, negli sguardi, nei sogni e nelle fragilità. Quindi, fatemi capire, posso anch'io venire qui, autodemolirmi qualcosa che non va più bene, che so, un braccio, una gamba malfunzionante, la tiroide, e chiedere un pezzo di ricambio? E i capelli? Vedete come sto messo, anche usati vanno bene. Ne avete? Abbiamo mura medievali alte 50, 100, 200 metri. Ma certe battaglie moderne le combattiamo ancora con un cartello stradale. E la cosa buffa è che dopo secoli di storia serve ancora un cartello per ricordarcelo. Le mura sono cambiate, noi un po' meno. In questo parcheggio si prendono cura di te, non c'è che dire. Posto riservato e camerieri che portano vini gustosi a tutte le ore. Facile entrare, più difficile uscire. Spesso i clienti se ne vanno a piedi la sera, con passo lento e strascicato, contenti però. Almeno così mi pare. Questo cartello è così ironico che l'anduia si scioglie dall'imbarazzo. Qui i bambini custoditi non si perdono. Un attimo prima giocano, un attimo dopo diventano ingredienti di OP. Insomma, più che un avviso ai clienti, sembra un tutorial culinario minaccioso con retrogusto di scherzone. Qualcuno potrebbe dire, bene, ora controllano anche la velocità dei pedoni. La libertà di movimento è davvero finita. La lettura più orwelliana. Potrebbe essere. E se invece fosse un'occasione finalmente per rallentare un po'? Rallenta il tuo passo. Aspetta la tua anima che è rimasta troppo indietro. Non vedi? La vita è un po' come questo cartello. Da una parte c'è O venga, che ti porta dove sai già cosa ti aspetta. Dall'altra c'è O vada, la strada delle speranze, di quel magari stavolta va bene. Io scelgo sempre quest'ultima, buttandomi nell'ignoto. E poi mi chiedo perché non venga mai nulla come vorrei. Però almeno il panorama mentre sbaglio strada è bello. Ma è possibile che io mi debba sempre fermare per colpa di persone che non sanno nemmeno su che strada stanno camminando? Alzate lo sguardo dallo schermo nero, staccate la spina, dovete accorgervi di ciò che vi circonda per poterlo apprezzare davvero. Se io sei il porc, io chi son? Se non sono porc, posso dire porc vac? Che nessuno si offenda perché porc vac, umani, siamo tutti animali.
fedeli, noi coi cartelli ci sentiamo porcelli, voi che guardate state più attenti a non prendere canzonature, gli insoliti cartelli. Ok, aspettate un secondo, ma questo qua c'è, vabbè. Allora, l'audio è partito, Chuck. Allora, settimana prossima vi ricordate, apriamo il laboratorio di cinema con Nicola. No, va bene, allora se... No, va bene se mi citi adesso, ma... Oh, guarda. Grazie Michele. Niente Fabio, ciao. A non prendere canzonature, gli insoliti cartelli, sembrano tutti gemelli.